stata per secoli la capitale della cultura del mondo, di fronte alla Basilica di San Marco, dove questa musica è nata, e nel giorno del suo santo patrono, del nostro santo patrono. È un onore ma ancora di più un orgoglio da condividere con tutti. Vi invito a sostenere il nostro messaggio al mondo affidato a queste celebri note, dalla cultura per la cultura. Una delle mission della radio è portare alla gente la cultura. La musica classica ne è una delle più alte espressioni e parla una lingua compresa da tutti, immediatamente in tutto il mondo. La grande scuola di musica nasce a Venezia, scuola grande di San Giovanni Evangelista, scuola grande di San Rocco, scuola grande della Misericordia, scuola grande di Santa Maria Gloriosa di Frari, il mito della scuola delle putte di Antonio Vivaldi che ha fatto sognare il mondo. Quella della nostra capitale è stata la scuola delle scuole, alla quale il mondo intero ha attinto a piene mani. Nei nostri manifesti scriviamo alla ricerca delle sonorità della grande scuola veneziana, laboratorio permanente. Mi permetto di dire che i solisti di Radio Veneto 1 sono la massima espressione di questa grande scuola. Saranno loro, con le note delle 4 stagioni, diretti dal maestro Giorgio Sini, e con violino solista il maestro Carlo Lazzari, a interpretare le 4 stagioni. Ma sento anche il dovere del più sentito ringraziamento al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e al consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, perché loro per primi hanno creduto in Save the Culture, il nostro messaggio al mondo, permettendoci di coinvolgervi tutti in questo giorno per noi solenne, per quello che hanno fatto per la nostra festa di San Marco, per la nostra cultura. Meritano certo di più. Il minimo che ora ci è concesso è invitarli a un saluto ufficiale, come vuole il protocollo, a cominciare dal consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Grazie veramente a tutti voi, veneziani e veneti e gente che si riconosce nel patrono San Marco. Siete stupendi e siete la voce più grossa che noi oggi possiamo lanciare da questa piazza con la vostra presenza, che è la continuità, quella che noi vogliamo, ed è la continuità della nostra grande storia di grande gente, di gente che sa lavorare, di gente che ha magari la schiena spezzata ma dà la fatica con dignità e con orgoglio. Grazie a voi di essere tutti qua nel nome di San Marco. E a San Marco ricordiamo che noi abbiamo con lui fatto un patto. Ti con U e nu con ti San Marco e per sempre. Era del 1797 che non si festeggiava San Marco in piazza San Marco. Oggi l'abbiamo recuperata questa storia. Bravo! Nella continuità. Nessuno può permettersi di fermare questa storia. Bravo! Siamo qua, non stiamo... Bravo! E a noi, a tutti coloro che tentano, rispondiamo con quello che è il nostro vero grande democratico grido sulla cultura, sulla storia, sulla religione. Partera e Parmar! San Marco! Partera e Parmar! San Marco! Partera e Parmar! San Marco! San Marco! La parola ora al sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Benvenuti a Venezia! Bravo sindaco! È la festa di San Marco, festa degli innamorati, festa del Boccolo, festa del nostro santo patrono. Pensiamo che il marchio di Venezia debba tornare a essere dei veneziani e dei veneti. Pensiamo che una grande città aperta a tutti, libera a tutti. Oggi stiamo dimostrando
siamo persone libere da preconcetti, libere da ideologie, persone che pensano e vogliono pensare a un futuro di sviluppo per i propri bambini. Dobbiamo riprendere una storia purtroppo lontana, ma dobbiamo diventare persone coraggiose con la pazienza, con l'umiltà e col coraggio. Pensiamo che Venezia si può rimettere in cammino grazie ai cittadini veneziani. Grazie a tutti per la presenza, grazie per la compostezza, grazie per il vostro amore per questa città. Partera, Parmar! San Marco! Arrivederci. Di sicuro perché siamo andati in banca d'aereo alla festa da cinturini solo pantaloni di mara. Me permetto, scusami, di ciapparmi sto micro onor. Se abbiamo fatto questa straordinaria manifestazione, questo straordinario evento, da fare un applauso
ai padroni di casa, al Comune di Venezia, che ne dà finalmente l'ufficialità all'evento. I seori, è vero. E il Comune di Venezia, c'è dei veneziani, c'è dei veneti, i padroni però seori, se è giusto riconoscerlo. Ma vorrei ricordare che anni fa qualche duso è venuto in piazza San Marco proprio perché c'era stato interdetto di venire. E voglio ricordare che ancora siamo ancora qua. Per cui ufficialmente adesso potremo festeggiare San Marco. E ancora abbiamo potuto fare questa manifestazione grazie a dei volontari dell'associazione a cui appartengo, Associazione Veneto Nostro, Raise Venete. E vorrei un grande applauso da parte del pubblico per i nostri volontari. Non dico altro. Io vi ringrazio del cuore, mi tolgo la responsabilità anche a nome del comune, Ciaparò a Carne, ma soprattutto un grande applauso al primo reggimento Veneto Real, Comitato Celebrazioni, primo reggimento Veneto Real, che ancora sfia sotto il vessillo marciano, come sempre, e allo straordinario gruppo Abiti Storici Tradizionali Veneti, che rappresenta il nostro popolo. Vi ringrazio. In nome della cultura di San Marco, adesso il primo reggimento Veneto Real canterà l'inno di San Marco. Grazie ancora a tutti, ci vediamo il prossimo anno. Viva San Marco!